Il vasto incendio che sta tenendo col fiato sospeso a Lagordino, tratti in salvo i due escursionisti intrappolati dalle fiamme, giallo su una terza persona che potrebbe trovarsi ancora in zona, ricerca in corso. Intanto le fiamme si propagano ma il vento sta calando e i Canadair sono in azione. Oggi pomeriggio summit in zona organizzato dalla Regione per fare il punto sulle operazioni e stasera gli aggiornamenti in diretta a 20:10. Principio di incendio in una cella del carcere San X di Vicenza, le fiamme spente prima che il rogo si estendesse. Sarebbe stato appiccato per protesta da un detenuto. Rapina in mezzo ai clienti di un centro commerciale ieri sera ad Este, bottino ingente, l'auto usata per la fuga trovata bruciata nella notte. La morte di Gilberto Benetton, ieri la camera ardente all'obitorio, tra i primi ad arrivare il nipote Alessandro, domani, giorno dei funerali, sarà lutto nei negozi e nelle aziende, domani diretta su Antena 3 dalle 10:45. Riforma delle banche di credito cooperativo, il presidente dell'associazione Articolo 2 è nata per difendere le peculiarità di questi istituti, spiega come il modello rischi di allontanare le banche dal territorio. Disabilità e idee vincenti, vendemmia solidale lungo il Piave per i ragazzi speciali, protagonisti da qualche anno del Vinitaly. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre tornando a parlare del vasto incendio che da ormai ieri sta tenendo con il fiato sospeso Lagordino. La buona notizia è che sono stati tratti in salvo i due escursionisti intrappolati dalle fiamme, anche se c'è un giallo su una terza persona che potrebbe trovarsi ancora in zona. Intanto il vento sta calando, i Canadair sono in azione, il rogo si propaga ma è costantemente monitorato. Gli aggiornamenti nel primo servizio. Sono salvi i due escursionisti bellunesi di 29 e 34 anni rimasti isolati a causa dell'incendio che da ieri sta divorando i boschi del Lagordino. A recuperarli alle prime ore di questa mattina è stata una squadra di 10 persone con l'ausilio dell'elicottero del soccorso alpino che ha raggiunto un punto a monte del canalone innevato dove si trovavano i due per poi calarsi con le funi per circa 500 metri. Gli escursionisti che si erano improvvisamente trovati a ridosso del fronte delle fiamme si erano spostati in una zona rocciosa dove il fuoco non poteva raggiungerli e da lì avevano dato l'allarme facendo scattare una corsa contro il tempo per salvarli, con la squadra dei soccorritori partita in serata, in marcia per tutta la notte per raggiungere il luogo più prossimo alla loro posizione. Le condizioni dei due sono buone malgrado la notte trascorsa a rigide temperature. Abbiamo sentito un rombo e in un istante le fiamme erano a 50 metri di distanza, hanno detto i due giovani agordini, e spunta l'ipotesi di una terza persona che non si troverebbe. Emerge dal racconto stesso dei due ragazzi che avrebbero incrociato l'escursionista ieri pomeriggio all'altezza del bivacco Bedin. Sono in corso ricerche, si sta tentando di appurare se sia riuscito a rientrare a casa o se non abbia invece cercato riparo in zona. Intanto l'incendio col passare delle ore si è ulteriormente propagato, anche se il vento è calato sia nel versante di San Lucano a Valle del Rogo che a Cencenighe nella parte alta del canalone. Questo dovrebbe consentire il volo degli elicotteri dei vigili del fuoco e dei Canadair della protezione civile a supporto delle opere di spegnimento già in corso. Agordo e Taibona Gordino, dove ieri sera si è valutata addirittura l'ipotesi di evacuare il paese, rimangono con il fiato sospeso. A Col di Pra diversi residenti hanno scelto di passare la notte fuori casa, più a sud, per evitare rischi. Non solo dal Bellunese ma da tutta la zona intorno si guarda con apprensione al rogo. Il fumo che ha oscurato il cielo sta raggiungendo anche le zone di confine del Trevigiano. E adesso la notizia di poco fa è che è stata decisa, è stato deciso lo sgombero di alcuni residenti della frazione di Col di Pra, di quelli che venivano accennati nel servizio dall'INA a Paronetto, una parte di alcuni residenti, ma ce lo facciamo dire e ce lo facciamo confermare in diretta telefonica proprio dal sindaco di Taibona Gordino, Silvia Tormen. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, la prima cosa che le chiedo è, ci conferma che è stato deciso l'evacuazione di questa parte dei residenti? Quanti sono e chi sono? Sì, confermo che in fondo alla Valle di San Lucano c'è questa frazione che si chiama Col di Pra, in cui risiedono all'incirca 15-16 persone, sono 7 famiglie e come dicevate nel servizio alcune hanno passato la notte là, altri invece avevano deciso autonomamente di stare qui in paese. Abbiamo deciso da poco di portarle fuori tutte perché la situazione del fumo è troppo forte, non è normale che restino lì a respirare quei fumi, per cui
Stiamo organizzando appunto l'evacuazione di fatto, poi ci sono anche degli animali, mi riferiscono, da portare fuori dalla valle, e quindi è un momento di organizzazione e di coordinamento di queste operazioni. Ecco, senta Sindaco, dove verranno portate queste persone? Ma dai contatti che stiamo avendo con loro e anche dalle informazioni comunque che abbiamo, sono persone che hanno tutte degli alloggi alternativi o comunque anche familiari qui in zona. In ogni caso, se dovesse emergere una necessità invece di alloggio, la disponibilità è tanta sia da parte di alberghi, anche di paesi limitrofi e anche di appartamenti, quindi io credo che da questo punto di vista non ci saranno problemi. Ecco, lei parlava di 6-7 famiglie, quindi una ventina di persone più o meno, mi conferma questa cifra? Tra le 15 e le 20 persone. Ecco, sì. Potrebbe essere secondo lei la necessità di dover evacuare anche altre persone? No, per il momento a me non risulta nessuna necessità di questo genere. Volevo aggiungere un'informazione, visto che nel servizio ho sentito che davate anche la segnalazione del terzo escursionista, sì, ecco, è rientrata. Abbiamo avuto già conferma e abbiamo anche, mi riferiscono che hanno già parlato con il signore, che era già rientrato ieri pomeriggio, e quindi anche questo è andato a buon fine. Quindi possiamo aggiornare e quindi dire che fortunatamente questa persona non è più considerata dispersa, ma è rientrata ieri pomeriggio. Questo ci sta dicendo questo? Non è dispersa, è rientrata, e quindi in quota, in montagna, non c'è nessuno, perché la preoccupazione era che i mezzi di aerei stessero scaricando acqua e magari ci fosse lì una persona, invece adesso abbiamo certezza che questo non è. Ecco Sindaco, allora ci ha detto per il momento non ci sarà necessità di evacuare altre persone, ieri si era parlato nella concitazione anche addirittura di evacuare l'intero paese, penso che non... No, l'intero paese era un'informazione non corretta. Si parlava di un cordone di abitazioni poste sotto alla parte boscata e però all'incirca si trattava di una quarantina di persone, quindi l'informazione dell'intero paese non so da dove sia provenuta, non è certo partita qui dal municipio. Per il momento però non ho segnalazioni in relazione ad un pericolo, lì in realtà il fuoco lo stanno domando, quindi speriamo ecco, che possano procedere in questo modo. Veniamo all'incendio, alle 4:30 di oggi pomeriggio, proprio nel suo comune, lei ospiterà questo summit regionale voluto dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, con tutti i protagonisti di questa operazione di soccorso, per fare il punto della situazione. Com'è il punto della situazione? Sentivamo che il vento sta calando, i Canadair e i mezzi di soccorso, i mezzi di spegnimento sono in azione. Com'è la sensazione di cosa potrebbe accadere nelle prossime ore? Allora, è più giusto che siano poi i vigili del fuoco a dare queste informazioni, certo, che sono i tecnici. A me risulta che ci siano, cioè che la parte più difficoltosa del fronte sia in Valle di San Lucano. Mi dicono, quindi all'interno della valle che conduce a Col di Pra, come dicevo, mi dicono che hanno chiamato adesso i 4 Canadair, quindi non più 2 ma 4. Abbiamo 5 elicotteri che stanno operando e dobbiamo aspettare, nel senso che si sapeva già da stamane che non si trattava di un incendio che poteva essere spento nella giornata odierna. Sicuramente richiederà più tempo e ci siamo dati appuntamento appunto alle 4:30 come work in progress, perché va aggiornato di ore in ore. Quindi so che comunque c'è il dispiegamento di tutti i mezzi disponibili per poter arginare. Benissimo, Sindaco, io la ringrazio della disponibilità, ovviamente buon lavoro, non sono momenti facili. Ecco, le lancio già la proposta per questa sera di risentirci. Noi avremo una puntata di 20:10 con l'assessore regionale Bottacin, che sarà qui proprio per fare il punto anche sul subito, magari ci potremo risentire per gli ultimi aggiornamenti anche con lei. Senz'altro. Benissimo, spero grazie. Di essere disponibile, di non essere impegnata, volentieri. Benissimo, la ringrazio sindaco di Trapano. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie dunque al sindaco Silvia Tormen, che ci ha dato tutti gli aggiornamenti. Fortunatamente dunque il giallo del disperso si è risolto nel migliore dei modi.
Adesso invece a Vicenza per un altro incendio, fortunatamente dimensioni completamente diverse, è stato un principio di incendio, ma è il luogo che ha creato l'allarme perché era una cella del carcere San Pio X di Vicenza. Ci racconta quanto è successo Andrea Zambenedetti da Vicenza. Sì, buongiorno da Vicenza, siete collegati con il carcere San Pio X, dove questa mattina c'è stato un principio di incendio all'interno di una cella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Vicenza. Le fiamme erano però già state spente dalle unità interne della polizia penitenziaria e dagli addetti del carcere. Indagini in corso per capire come mai il materasso sia andato a fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ad appiccare le fiamme sarebbe stato un detenuto, una sorta quindi di protesta. Non è chiaro però al momento il motivo di questa decisione di dare alle fiamme il materasso. Appunto sul posto i vigili del fuoco, dotati di maschere e dotati anche delle bombole d'ossigeno, appunto per poter respirare in ambienti chiusi e saturi di fumo. Al momento non si hanno notizie di feriti sul posto, tra l'altro non è arrivata alcuna ambulanza, per cui è da escludere che ce ne possano essere. Maggiori dettagli come sempre nell'edizione serale dei nostri notiziari, linea che può tornare a studio. Grazie ad Andrea Zambenedetti. Ancora un incendio, questa volta un incendio che è scoppiato all'interno di un silos a Candiana, siamo nel Padovano, sul posto 2 squadre dei pompieri. Candiana, incendio in un'azienda agricola e vigili del fuoco impegnati per ore. Le fiamme sono divampate poco dopo le 19 in un silos pieno di soia in fase di essiccazione nella zona industriale di Candiana, nella Bassa Padovana. Titolari e dipendenti si sono accorti del fumo, ma aprendo una porta hanno fatto entrare ossigeno nel silos e accelerato l'espandersi dell'incendio, con una fiammata che ha investito tutta la struttura. I vigili del fuoco sono arrivati da Cavarzere e Piove di Sacco con 4 automezzi e una decina di uomini che hanno provveduto al raffreddamento e allo spegnimento e svuotamento dell'essiccatoio contenente oltre 1000 quintali di soia. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Non si esclude l'ipotesi di un'autocombustione accidentale, mentre non si registrano feriti. Ancora da Padova, ma stavolta per parlare di una rapina in un centro commerciale, un assalto di banditi armati ieri sera a Este. Clamorosa rapina nel centro commerciale Extense lungo la Padana Inferiore, bottino quasi 30.000 euro. 3 uomini col volto coperto e armati hanno raggiunto un negozio all'interno della struttura della Bassa Padovana e minacciando la commessa si sono fatti consegnare oggetti in oro per un valore di circa 25.000 euro, oltre all'incasso pari a 4.000 euro. L'assalto è avvenuto attorno alle 19. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri accorsi sul posto, i 3 impugnavano fucili e una pistola. Al momento sarebbero stati presenti 6 clienti e una commessa, tutti minacciati dai banditi, che hanno tirato fuori dei sacchi, passando dietro al bancone e facendosi consegnare soldi e oggetti in oro. Dopo alcuni interminabili minuti, i 3 sono fuggiti da un'uscita secondaria e saliti a bordo di un'auto condotta da un complice che aspettava all'esterno. Molte le persone presenti in quel momento nel centro commerciale, anche se praticamente nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. Secondo i primi riscontri dei carabinieri, i 3 parlavano italiano, anche se non è ancora stato accertato con quale inflessione, mentre l'auto con la quale sono fuggiti, una BMW rubata alcuni giorni fa, è stata ritrovata nella notte bruciata a Ponte San Nicolò. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e le testimonianze dei clienti e della commessa. Di sicurezza parliamo adesso perché parliamo della riforma della legge sulla legittima difesa, il disegno di legge che è in discussione, adesso sarà in discussione alla Camera dopo il sì al Senato. Il dibattito è aperto sul chi dice che adesso è più facile potersi difendere in casa e chi dice invece che adesso è più facile farsi giustizia da soli. Ieri sera abbiamo affrontato questo tema a 20:10, ospite di Ferdinando Marino c'era l'avvocato Fabio Pinelli e al telefono il senatore Andrea Ostellari, senatore padovano della Lega, relatore peraltro della riforma della legge. E sentiamo allora nel dettaglio quali sono gli scenari, le ipotesi che lo stesso Ostellari propone in risposta a una domanda. Vediamo. Lei parla di una porta buttata giù, entra un ladro buttando giù la porta, diciamo anche urlando, ha un coltello in mano, però io a quel punto, preso dalla paura, gli sparo. Lì che succede?
Lui ha il coltello e io la pistola. Certo, lì o entri all'interno del 52 nuovo quarto comma o addirittura in ipotesi diciamo così diverse, perché magari qualcuno potrebbe dimostrare che l'azione non è stata repentina piuttosto che troppo violenta, all'interno del 55 nuovo secondo comma, quindi in ogni caso sarai non punibile dal punto di vista penale. Io credo che si debba affrontare prima quella che è la filosofia di fondo, no, di questa disciplina. La filosofia di fondo è quella che in taluni casi ci si può, non ci si deve, ci si può fare giustizia da sé. Questa è la filosofia di fondo. Può piacere o non piacere, però noi se la vogliamo inquadrare e trasmettere un messaggio chiaro di quella che è l'impostazione normativa, dobbiamo essere, per onestà intellettuale, a mio giudizio, dobbiamo essere chiari e dirlo. Dibattito dunque che resta aperto in attesa di capire cosa succederà alla Camera dei Deputati. La donna, torniamo alla cronaca, la donna chiusa dall'ex compagno altoatesino e suo datore di lavoro in un cassone di mele lo scorso agosto in un frutteto di Somma Campagna in provincia di Verona, ricorderete il caso eclatante, sarebbe rimasta segregata per una notte e non per 15 giorni come la stessa vittima aveva dichiarato. A questa conclusione è giunta la difesa sulla base di una perizia commissionata al medico legale Gabriella Trenchi. Il perito ha verificato la congruità tra quanto affermato dalla vittima della vicenda, una donna polacca di 44 anni, e quanto emerso dagli accertamenti clinici eseguiti all'ospedale di Villafranca dopo la sua liberazione. La donna aveva riferito alle forze dell'ordine di essere rimasta sequestrata nel cassone per 2 settimane e di aver ricevuto dai suoi sequestratori solo una mela al giorno e mezzo litro di acqua. Infine, secondo la perizia della difesa, dalle fessure del cassone in plastica non può passare né una mela né una bottiglia d'acqua, come aveva raccontato la vittima. La difesa chiederà di patteggiare la pena. Ed ora la morte di Gilberto Benetton, con ieri la Camera ardente all'obitorio e domani il giorno dei funerali con il lutto nei negozi e nelle aziende. La Camera ardente in obitorio, riservata ai familiari, agli amici più cari e a chi gli è stato vicino nella malattia. Il lutto di aziende e negozi venerdì nel giorno dei funerali, il silenzio al posto dei cori e degli applausi nel suo Palaverde. È un addio doloroso quello di Treviso al signor Gilberto, come lo chiamano nella nota diffusa nel pomeriggio dalla De Longhi Basket. La società parteciperà compatta ai funerali di venerdì in Duomo. Alla spicciolata solo pochi intimi all'obitorio, porta chiusa, guardie all'esterno. Il nipote Alessandro se ne va senza parlare, racconta chi era Gilberto Benetton la signora Renata da una vita al fianco suo e della moglie Lalla. Una persona così io non l'ho mai, ripeto, conosciuta, educata, umile, avrà fatto i suoi sbagli involontariamente sicuro, perciò tutte le maldicenze, dico la verità, sono proprio, bisogna conoscere la persona. Un ricordo affettuoso, accorato, un dispiacere sincero. 27 anni, addirittura sembrava che fosse timido nei nostri riguardi. Io le ho, per 27 anni ho usato tutte le camicie, tutti i vestiti, tutto quanto, perciò per me è come un parente stretto proprio. Perciò soltanto bene posso dire e basta. A celebrare alle 11 venerdì le esequie sarà Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, vicino a Gilberto fino alla fine. Un uomo ricco di sapienza, un vero signore, e posso dire anche con una fede profonda. Io credo che deve essere un esempio per i giovani di oggi, un esempio di determinazione, di coraggio, un uomo che aveva il senso del rischio, un uomo onesto che ha vissuto sempre con un'etica e con il rispetto delle persone e delle istituzioni. Non possiamo dimenticare che la Ghirada è l'oratorio dei nostri tempi e lui lo ha fatto perché amava e voleva che i giovani crescessero nella capacità di giocare in squadra e di vincere le grandi sfide della vita, che sono quelle più importanti delle vittorie sportive. Funerali che Antena 3 seguirà in diretta domani a partire dalle 10:45. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Eccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali per parlare della riforma delle banche di credito cooperativo. Il presidente dell'associazione Articolo 2, nata per difendere proprio le peculiarità di questi istituti di credito, spiega come il modello previsto dalla riforma rischi di allontanare le banche dai territori, facendo perdere una loro autonomia che le ha caratterizzate per 130 anni. Sentiamolo. Antonio Fusi è il presidente dell'associazione Articolo 2, costituita nel 2017 da un gruppo di cooperatori con l'obiettivo di non disperdere il patrimonio e preservare i valori storici e fondanti delle banche di credito cooperativo. Associazione dunque nata dopo la riforma 49 del 2016 del passato governo Renzi, che prevede entro la fine di quest'anno la conversione delle banche di credito cooperativo in un'unica banca a respiro nazionale. Una indicazione dello Stato su pressione dell'Unione Europea. Le banche di credito cooperativo casse rurali italiane debbano obbligatoriamente aderire ad un gruppo bancario che dovrà essere una società per azioni, e in Italia diciamo così, ne nasceranno due. Il gruppo definito romano di Creabanca è un gruppo con cassa centrale con sede a Trento. Si tratta di banche, spiega Antonio Fusi, che per 130 anni hanno sostenuto imprese e famiglie, essendo realtà collegate ai territori e alle comunità. La capacità di chiudere quelle asimmetrie informative, cioè la capacità di avere quelle informazioni che nel credito erano importanti per poter dare sostegno a quegli imprenditori che oltre, diciamo così, che avevano anche oltre ai numeri anche una capacità imprenditoriale che invece un grosso istituto non può tenere conto perché non conosce, non ha le informazioni e si deve basare obbligatoriamente sui dati statistici. A preoccupare chi si oppone alla riforma, sottolinea Fusi, è l'allontanamento che necessariamente questo modello comporterà delle banche dai territori. La governance, o che abbia sede a Trento o che abbia sede a Roma, difficilmente potrà tenere conto delle specificità dei territori. Verrà tutto accentrato, perdita completa di autonomia. Torniamo alla cronaca con ancora gravi le condizioni del 46enne trevigiano ricoverato ieri in ospedale con la meningite da pneumococco. Sono ancora gravissime le condizioni del 46enne trevigiano ricoverato nel reparto di rianimazione del Cafoncello per un caso di meningite da pneumococco. I medici stanno tentando ogni cura per combattere questa infezione, scoperta ieri pomeriggio dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'uomo che l'altra sera aveva accusato febbre, mal di testa e mal d'orecchi. Sospettando un'otite aveva assunto delle gocce contro il dolore e poi si era coricato. Poi le condizioni si erano ulteriormente aggravate e la moglie aveva convinto a recarsi all'ospedale. Da lì le analisi del reparto di microbiologia avevano accertato il batterio pneumococco che ha scatenato la meningite, che in alcuni casi ha purtroppo conseguenze mortali. Nessuna profilassi però è stata predisposta, in quanto questa forma di malattia non dà origine a focolai epidemici. Nello scorso anno il boom di meningiti da pneumococco con oltre 10 casi in soli 2 mesi. Secondo i medici l'infezione si scatenerebbe dall'ammiramento di una forte forma influenzale accompagnata da una faringite che permette al batterio di diffondersi. Allora Venezia per il racconto di un salvataggio in extremis in laguna. Ilaria Marchiori in diretta per noi. Ilaria. Buongiorno da Venezia, se l'è vista brutta, un pescatore sub di Chioggia impegnato in una battuta in laguna all'altezza di Punta Fusina che ieri sera intorno alle 23 riemergendo a circa 200 metri dalla riva non è più riuscito a ritrovare la propria barca d'appoggio. Con ogni probabilità il natante con cui si era spinto al largo era stato assicurato male alla bricola e la forte corrente avrebbe fatto poi il resto trascinandolo lontano. A quel punto, quando si è accorto di quanto era accaduto, il sub ha iniziato a chiamare aiuto. A prestargli soccorso sono giunti poco dopo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autopompa lagunare, i sommozzatori e anche una squadra in partenza da Mestre, e dopo averlo individuato l'hanno recuperato e sono riusciti a riportarlo a riva, dove poi è stato raggiunto dai familiari. Ancora da recuperare invece l'imbarcazione che è andata alla deriva. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, adesso per parlare di vendemmia solidale che è tornata anche quest'anno. Quest'annata come sarà questo raboso? Il raboso è bello, buono, anche vendemmiato. Sono i ragazzi speciali del vino.
Li abbiamo conosciuti al Vinitali perché all'interno dello stand della Regione Veneto hanno avuto un gran successo con le loro bottiglie. Marco fa etichetta, imbottigliamento, etichetta mio. C'è tutta l'energia di chi si vuole esprimere con uno dei prodotti della nostra terra sempre più apprezzato al mondo. Vino, ma anche bottiglie personalizzate che nella passata edizione del Vinitali sono andate letteralmente a ruba. Portate questo Raboso al prossimo Vinitali? Sicuramente lo porteremo, fa parte proprio del nostro progetto quello di partire dalla vendemmia dove i ragazzi fanno la raccolta dell'uva e la pigiatura per poi portarlo alla vinificazione. Inoltre hanno ideato queste etichette che disegnano loro personalmente e rendono la bottiglia un pezzo unico. Un prodotto frutto del lavoro ma anche di un'esperienza di comunità che da anni coinvolge tutti, i ragazzi speciali, le loro famiglie, ma anche chi mette a disposizione vitigni e cantine. Da quanti anni è che fa questa vendemmia, diciamo, solidale? Da 15 anni che facciamo questi ragazzi. Ma chi glielo fa fare? Ma questo l'ho detto prima, è un insegnamento per me, ma anche per gli amici che vengono qua a trovarci, per tutti quanti, perché ripeto, ci danno moltissimo. Sono loro che danno a noi, non noi che diamo a loro, e credo che questo, in qualsiasi azienda, in qualsiasi situazione, donare un po' del nostro tempo a questi ragazzi è una gioia per loro, sicuramente è un momento di crescita anche per loro, ma soprattutto per noi. Certe volte i soldi sono importanti sicuramente per poter mandare avanti le loro strutture, ma è saper donare il tempo che è la cosa più importante per loro, perché li fa crescere e li fa sentire uguali a noi, perché lo sono, forse anche meglio qualche volta. Siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo, oggi è giovedì e quindi è il giorno della CGIL che risponde alle vostre domande. Oggi parliamo del settore artigianato dal punto di vista del lavoro e tutti gli enti bilaterali della CGIL che rappresentano un punto di riferimento per i lavoratori. Ne parliamo con Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, e con Giampaolo Miotto e Cristian Iannicelli del Dipartimento Artigianato della CGIL di Treviso. Poi questa sera 20:10 la montagna in fiamme, avremo gli aggiornamenti sulla situazione dell'incendio da Lagordino con il assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccin, che sarà di ritorno proprio dal summit nel pomeriggio. E poi avremo aggiornamenti in diretta con il sindaco di Taibona Lagordino, Silvia Tormen. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una bella giornata all'insegna del sole, ma vediamo il dettaglio di giovedì 25 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Qualche nube in più al pomeriggio sui settori montuosi, ma senza altre conseguenze. Temperature gradevoli con minime tra 7 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento in più a partire dal pomeriggio, specie sui rilievi, ma il tempo si manterrà generalmente asciutto e stabile. In nottata prime piogge sparse possibili un po' ovunque. Temperature stazionarie con minime tra 8 e 11 gradi. Massime oscillanti invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature molto miti con minime tra 6 e 8 gradi. Massime comprese invece tra 23 e 25 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.